dentro l'area Cambiaghi, arriva anche Tögersen dall'altra parte, Bonfantini all'1 contro 1, passa bene sulla linea, Bonfantini l'appoggio, Cambiaghi non ha spazio per calciare, ha scelto di non provare la conclusione di prima. La compagna poi di ritorno per la belga, Beccari, attaccata sempre in maniera molto aggressiva e regolare dal Borghetti. Anticipata Sabatino, allora Inter che si ridistende per provare a ripartire. Cambiaghi prova a passare, anticipa Filangeri, ancora lei, sinistro di Cambiaghi, palla fuori, ecco la prima occasione della partita. Il numero 3 dell'Inter, qui in anticipo su Brignoli che si rialza. Tögersen. Arriva Bowen a creare superiorità numerica, quantomeno a tentare. Missipo però molto brava a leggere la situazione, aspettare lì l'avversaria. Appoggio, Filigens. Filangeri, filtrante per Beccari, vuole andare sul destro, l'appoggio per Prugna che cerca di calciare con il sinistro, che segnò nella prima partita tra le due al 92esimo, nella seconda il 3-0 al 93. Torniamo al presente, Kullasci al centro dell'area, palla deviata, Beccari! Avanti il Sassuolo, 1-0! Chiara Beccari, terzo gol in campionato, alla prima vera occasione della partita, il match si sblocca. 22-23 con la maglia del Como, sta trovando anche una certa continuità realizzativa qui Beccari, che spara sul primo palo. Questo pallone che vale il gol dell'1-0. Gran botta, collo pieno. Un livello tecnico alto. E spazi all'Inter che ci prova ora con Pandini. Si salva comunque l'Inter in questa occasione. Pedersen perde il pallone, Kullasci da lì può calciare e lo fa Kullasci. Fuori. Se Beccari in zona a deviare la traiettoria sul primo palo, allora la palla è sul secondo, ancora Duran con la stessa mano con cui ha evitato il gol precedentemente, poi Cisar mischia, Jelsic l'ha parato ma probabilmente Pleitrup con il sinistro alla battuta. È un tocco corto, Missipo prova il tiro, qualcosa a metà tra il tiro e il cross, se è stata una strana traiettoria, ha calcolato bene i passi per entrare in porta Setigna. Palla liberata da Filangeri. Batti e ribatti, Jelsic, posizione regolare, la mano di Duran, non è finita, ancora la bosniaca, 2 volte Duran. L'Inter trova al 79esimo appena iniziato. Per Jelsic, Duran le sbarra la strada la prima volta, nella seconda recupera palla e posizione. Torre di Cambiaghi, movimento della bosniaca, azione provata e riprovata, questa non è casuale. Palla recuperata dal tocco errato di Borghetti da Merlo, che passa bene in mezzo a due. Merlo, poi il tocco dentro, Kullasci, posizione regolare, Kullasci con il tocco sotto, spreca il gol del raddoppio a 7 dalla fine. Tia Setigna dopo il gol di Beccari, l'occasione più grande della partita del Sassuolo, sprecata malamente da Kullasci, colpisce con l'interno non trovando la porta da lì. Errore grave questo. Merlo non trova Jelsic, poi batti e ribatti, c'è Bugheia al limite, prova a calciare Bugheia, sicura nella presa Duran, Filigens alla battuta e fischia 3 volte. Marco Peletti dice che basta così, ha vinto il Sassuolo 1-0 all'Arena Civica.